Sabato 2 agosto, Sant'Eusebio. È il 214° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 151 al termine. Il sole sorge alle 5:56 e tramonta alle 20:37. La luna si leva alle 15:18 e tramonta a mezzanotte. L'imperatore Massimiliano d'Austria invia alcuni subillatori nel territorio della Repubblica Veneta per incitare le popolazioni alla rivolta. Il Consiglio dei 10, cui viene denunciata la cosa, dichiara che non vale la pena di occuparsene. Si può essere certi, dice, che né lusinghe né minacce riusciranno mai a intaccare la fedeltà dei sudditi di San Marco. Infatti, così è. Le previsioni per domani. In pianura sereno o al poco più nuvoloso. Sulle zone montane al mattino sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio sviluppo di annuvolamenti irregolari con possibili locali precipitazioni che non si esclude possono raggiungere la pedemontana. Temperature minime senza variazioni di rilievo o in ulteriore locale diminuzione e molto inferiori alla media del periodo in montagna. Massima ripresa anche marcata. Venti in quota moderati tesi da nord. Rinforzi di vento da nord-est sulla costa e zone limitrofe fino a parte della mattinata.